Attualmente quello base è formato dal numero 10 Aprea, dal numero 15 Marella, dal numero 14 Stama, dal numero 8 Iardella e dal numero 12 Malcangi. Per quanto riguarda la Molisana Campobasso troviamo in campo il numero 15 Pastorello, il numero 14 Gatto, il numero 9 Prosperi, poi ancora il numero 20 Romito e il numero 13 Mai. Questi sono i due quintetti che stanno per dare inizio a questo incontro, che verrà arbitrato dai signori Licari di Marsala in provincia di Trapani e Managuerra di La Spezia. C'è ancora qualche problema con il canestro sotto la curva sud, sembra ora tutto a posto, quindi le squadre possono dare inizio a questo incontro importantissimo per la Sici Roseto, che cerca da questa partita 2 punti per la salvezza. Ecco, vediamo il signor Licari, che potrete riconoscere per gli occhiali e la barba, che dà inizio alla gara. La prima palla è conquistata da Iardella, quindi è la Sici. Ora Marco Aprea in palleggio, numero 10, capitano della formazione biancazzurra. Iardella in entrata, trova il primo canestro della partita. Ora Campobasso, Stama ruba palla. Poi Marella, ancora Stama che la porta in questo momento, serve Aprea, Iardella si arresta, va al tiro, sbaglia, il rimbalzo è del numero 9 Molisano, Prosperi, quindi è già in attacco Romito che va a segnare il canestro della parità 2-2 dopo 38 secondi di gioco. Marco Aprea porta ora palla per i bianchi, che sono quelli della Sici Vongole Roseto. I molisani sono con la maglia azzurra, tra l'altro una tenuta che ha anche la Sici. Fallo intanto a Malcangi, numero 12 della formazione abruzzese, primo fallo dell'incontro. Rimessa del Campobasso, Mai ora è Pastorello, il giocatore più esperto della formazione di Campobasso, play con trascorsi in Serie A anche a Verona e con il Banco Roma. Sbaglia intanto Prosperi, Marella sotto canestro, conquista palla, Aprea se ne va in contropiede, poi preferisce rallentare l'azione, è in palleggio. Diciamo lo schermo, Marella ci prova, è corta la sua conclusione, il rimbalzo è di Mai, contropiede dello stesso numero 13 Molisano, Prosperi, riceve ancora palla Prosperi, chiuso. Poi è Pastorello, Mai si libera di Iardella, sbaglia il servizio di Aprea che controlla palla in contropiede, farà tutto da solo. Aprea va a subire fallo commesso dal numero 15 Flavio Pastorello, primo fallo anche per il Campobasso. Sono 2 tiri liberi per Marco Aprea, numero 10 della formazione del Sici Roseto. Martinoia chiama il primo cambio dell'incontro, va in campo con il numero 12 Gregoric, ha sostituito il numero 13 Mai. Marco Aprea sbaglia il primo dei 2 personali a sua disposizione, sbaglia, anzi va al secondo dopo un paio di rimbalzi. 1 su 2 per Aprea, primo punto per lui, 3-2 la situazione per la formazione che ora difende da questo attacco portato da Prosperi. Gli va in entrata, subisce fallo, non sarebbe valido il canestro che comunque non va di Gatto. Rimessa effettuata da Gregoric, numero 12. Ora Pastorello ci prova da 3 punti Romito, insacca la bomba. Stama, Aprea. Ora Aprea cerca Stama che intanto si è liberato, c'è un fallo commesso da Gregoric ai danni di Stama. Gregoric un'ala di 2 metri, 23enne,
rimessa effettuata da Iardella su Aprea. Maurizio Marella, Stama, in entrata Stama trova un varco, va a mettere a canestro i suoi primi 2 punti. Torna in parità la Sici, 5-5, 17-20 ancora da giocare in questo primo tempo. Flavio Pastorello trova molto bene stoppato però Gregoric da Malcangi. Iardella già sul fronte opposto mette dentro il quarto punto personale. Iardella porta avanti la Sici, 3 minuti giocati in questo primo tempo, fallo di Malcangi ed è il secondo ai danni di Gatto, numero 14. Vediamo intanto che c'è qualche problema per Iardella. Vediamo che è costretto a fare ritorno in panchina Iardella, speriamo non sia nulla di grave per lui. 2 assenze per parte nelle squadre quest'oggi in Roseto, assenze di quelle solide che poi sono quelle di Meglioli e di Palermo. Nel Campobasso all'assenza di Gatti che si protrae da qualche settimana si è aggiunta quella di Giampaolo Grabberi, infortunatosi nel corso degli allenamenti di questa settimana. In campo per la Sici il numero 13 Willy Battistoni, che va a sostituire Iardella che è soccorso in panchina dal dottor Battista. Va a sbagliare il primo personale intanto Gatto, assegno il secondo, vantaggio Molisano, vantaggio anzi sempre della Sici, 7-6. Marco Aprea, Malcangi, prova l'entrata Malcangi, va a scattare una mano tra il boato del pubblico, Umberto Malcangi. Fallo intanto fischiato ancora la difesa Sici. È stato il numero 13 Battistoni a commetterlo. Gregoric, Pastorello, Romito, dietro ancora per Pastorello. Vediamo questa entrata sbagliata di Prosper, il rimbalzo recuperato da Battistoni che si invola ora sul fronte d'attacco, palla deviata, arriva comunque a Marella, va a realizzare ma l'arbitro Managuerra non considera valido il canestro di Marella, giudicando il suo movimento dopo il fallo subito dallo stesso giocatore ex pordenonese. Rimessa comunque effettuata da Sici, Stama va al tiro, trova il canestro, il secondo di Stama in questa partita, quindi 4 punti per lui, 5 quelli di vantaggio del Roseto. 4 minuti giocati, va a sbagliare Campobasso ora in attacco, Marella recupera il rimbalzo, Aprea, Battistoni, contropiede Sici, svanito per il rientro dei difensori molisani. Marella, tiro a pallonetto sbagliato e poi è mai tornato intanto in campo, perde poi palla, recupera, va al tiro da 3, Romito sbaglia, rimbalzo di Marella, Marco Aprea per Stama, va alla conclusione Stama, sfortunato in questo frangente, poi l'ultima palla è toccata da Romito. Martinoia chiama il time out sull'11-6 a 15-29 dalla conclusione della frazione, il primo time out dell'incontro. Dicevo in apertura di telecronaca dell'importanza vitale di questo incontro soltanto per la Sici Roseto, in quanto il Campobasso è in una posizione che la vede al di fuori della lotta per la salvezza, avendo la certezza matematica di disputare anche per il prossimo anno il torneo di Bio Eccellenza, mentre non può arrivare più ai playoff, mentre per la Sici sono necessari almeno 2 punti per ottenere la salvezza. Ha infuso un certo ottimismo la sconfitta di ieri partita dalla KGA Varese in casa con il basket Ravenna 90-75, risultato finale che ha quindi lasciato 2 punti dietro la formazione di Franco Passera, che dovrebbe essere almeno
con una vittoria della Sici sul campo basso al di fuori della portata ai rosetani. Stama ci prova da 3 punti, intanto ha ripreso il gioco ma sbaglia. Del campo basso ora con Flavio Pastorello, ancora un anticipo di Stama non riuscito stavolta. Romito, canestro di Romito, 7 punti per lui sugli 8 realizzati dalla sua squadra. Anche per lui una bomba su 2 tentativi effettuati. 11-8 il punteggio, Marco Aprea, fronte attacco Sici. Marella, Aprea, quindi Malcangi anticipato in questa fase di gioco da Gatto, rimessa Sici, Stama andrà ad effettuarla verso Aprea, serve ancora Stama, libero al tiro, non sbaglia Stama che proprio lo scorso anno contro il Campobasso ha avuto il suo massimo nel campionato di Bid Eccellenza, segnando 45 punti nell'incontro dello scorso campionato, quando la Sici era denominata Marmobili. Battistoni ruba palla, se ne va in contropiede, serve molto bene Malcangi, va a schiacciare, reclama anche il fallo di Prosperi. Malcangi che non gli viene accordato. Comunque 4 punti per Malcangi, frutto di 2 schiacciate. Queste sono le cose che infiammano il pubblico. È libero, mai subisce fallo di Battistoni. Poco meno di 6 minuti giocati nel primo tempo, Sici Roseto 15, la Molisana Campobasso 8. Per la formazione di Maurizio Martinoia vediamo il numero 13 Vittorio Mai, lunetta per 2 personali, mette dentro il primo, tenterà la realizzazione anche del secondo. Non va il secondo tentativo. 2 su 4 del Campobasso nei tiri liberi, primo punto personale per Vittorio Mai, 15-9 il punteggio. Roseto in attacco con Marco Aprea, Malcangi, Battistoni, entrata Battistoni, va a sbagliare il canestro da sotto, poi tenta di recuperare una palla, non vi riesce, resta comunque l'applauso per il suo tentativo. Romito, è entrata Romito, sbaglia, poi gli arbitri vedono un fallo, dovrebbe essere stato commesso da uno dei giocatori della formazione di Campobasso, quindi rimessa Sici. Marco Aprea, Maurizio Marella commette infrazione di passi nel tentativo di liberarsi di Prosperi. Bella imbeccata per Pastorello, ora è ancora Prosperi, mette forse un'infrazione, infatti di doppio palleggio decreta il signor Managuerra. Punteggio sempre fermo sul 15-9 del vantaggio della formazione ora avanti. Battistoni servito da Prea, poi ancora Prea, infrazione di passi. Prontamente effettuata la rimessa dai giocatori molisani. Ruba palla ora la Sici, Aprea si invola in contropiede, non sbaglia, un po' il suo canestro preferito. Tre punti per Aprea, 17-9 il punteggio. Romito, poi è Mai, va in entrata Gregoric, stoppato da Malcangi, ma la palla è nelle mani del Campobasso. Viene visto un fallo commesso da Battistoni ai danni di Gregoric, probabilmente è il terzo fallo per Battistoni. Tenta
canestro spettacolare Pastorello, non riuscendo. Intercettato il passaggio di Stama verso Aprea. Pastorello mai va a ribadire a canestro. Gregoric dovrebbe, anzi Gatto, dovrebbe essere lui l'autore di questo canestro, in quanto è l'ultimo giocatore che ha toccato palla prima che la stessa perforasse la retina. 17-11, Battistoni perde palla, Battistoni svanisce però la possibilità del contropiede, mai sbaglia il passaggio. Ancora Marco Aprea che ha il possesso della palla. 11:40 da giocare, più 6 Sici. Maurizio Marella prova l'entrata, subisce il fallo commesso da Prosperi. Primo fallo per Massimo Prosperi. Giocatore fra i migliori in questo campionato per la formazione di Campobasso. Mai ci prova da 3 punti Flavio Pastorello, sbagliando, va comunque a recuperare il rimbalzo e a segnare successivamente da 2 punti. Troppa libertà in questa occasione per Pastorello, si riduce il margine di vantaggio della formazione di casa, mentre è pronto per rientrare, sia pur con una fascia protettiva, Iardella. Ci prova ancora da 3 punti Pastorello, stavolta infila la bomba la Sici. Sono i primi personali per Battistoni, 20-13 per la formazione ora in difesa, 10:42 da giocare. Campobasso in possesso di palla. Gatto ci prova anch'esso da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Malcangi per Aprea. Prova ancora l'entrata Aprea, ancora un canestro per il capitano della Sici. Alla seconda trasformazione su contropiede. Bell'anticipo di Stama, poi c'è forse una deviazione successiva di un altro giocatore, ha rimesso il Sici. Qualche dubbio su questa decisione arbitrale. Il time out richiesto da una delle 2 panchine con la Sici al massimo vantaggio di 9 punti, 22-13, quando mancano 10 primi e 17 secondi al termine del primo tempo. Guardiamo un attimino i punteggi individuali. Il miglior realizzatore fino a questo momento è Romito, che ha segnato i primi punti del Campobasso, che ha quota 7, nella Sici 6 punti per Stama, 5 per Aprea. Sono questi i migliori realizzatori della Sici Roseto. Campobasso quest'anno ha disputato un ottimo campionato, forse al di sopra delle aspettative, dopo le cessioni estive, soprattutto di Masolo e Trotti, uno dei due dei maggiori protagonisti dello scorso campionato del Campobasso, che sono andati rispettivamente a Padova e Cagliari, 2 squadre che sono in lotta per i play-off che tra poco inizieranno nella Serie B2. Infrazione di passi ancora di Maurizio Marella. 10 primi esatti ancora da giocare. 9 punti avanti la Sici, fallo di Stama ai danni di Romito. È il primo fallo per Titti Stama. Sbaglia la conclusione in avanti il Campobasso, poi Marella conquista palla, accede a Stama. Aprea supera la linea centrale del campo. Aprea con calma chiama lo schema, quindi Marella per Aprea, ancora Iardella, tornato intanto il campo a sostituire Battistoni. Stama va alla conclusione, è corta, rimbalzo però è di Malcangi, palla ancora nelle mani di Aprea. La Sici Malcangi, Aprea, Iardella, su di lui Pastorello, ancora Marco Aprea, Romito su di lui, si libera Stama, va alla conclusione, palla schizza dal ferro, nulla di fatto. Pastorello
Imbecca Prosperi, ancora Pastorello, quindi Gatto, Romito, poi ci prova da 3 punti Pastorello, anche lui sfortunato nella conclusione, rimessa a Campobasso sulla fronte d'attacco della Sici, effettuata da Romito per Prosperi, quindi ancora Pastorello, mai in entrata, sbaglia la conclusione in sottomano, poi va a ribadire il numero 9 Prosperi a canestro. Sono i primi 2 punti per Prosperi in questo incontro, 22-15, va Iardella al tiro a pallonetto, trova il sesto punto Dario Iardella, ristabilisce le 9 lunghezze di vantaggio della formazione di Roseto a 8-13 dal termine del primo tempo. Campobasso ora mette un piede sulla linea Prosperi, quindi rimessa a Sici, Marco Aprea, Dario Iardella, fallo di Pastorello su di lui. Il secondo fallo di Pastorello. Iardella su Malcangi, Aprea, Iardella prova l'entrata, poi sbaglia il passaggio verso Malcangi, intercettato dalla difesa molisana. Pastorello propone questa azione d'attacco, bel movimento, con stoppata finale ai danni di Prosperi di Malcangi, infrazione di passi di Romito, gioco fermo. Può riprendere ora con la Sici, Marella, Aprea, Iardella ci prova dalla distanza, sbaglia, intervento di Stama che tenta di rubar palla su Pastorello, rimessa della Molisana effettuata su Romito, quindi ancora Pastorello che porta palla in avanti. Ancora servito Romito, mai fallo su Stama probabilmente, infatti così è. Primo fallo per Mai, sesto di squadra per la formazione di Campobasso. La Sici, anzi dovrebbe essere il settimo in quanto il tavolo ha alzato bandierina, infatti. 7 falli per squadra, raggiunto limite per entrambi i quintetti. Stama servito da Prea, si libera di Pastorello, Stama ancora Pastorello, lo disturba, sbaglia la conclusione Titti Stama, Mai porta ora palla per la formazione di Campobasso, Pastorello, Gatto, imbeccata ancora su Mai e realizza Vittorio Mai il suo primo canestro, 3 punti per lui. Marco Aprea 6-26 ancora di gioco in questo primo tempo. Maurizio Marella per Umberto Malcangi, fallo su Malcangi di Gatto, molto attivo oggi Malcangi. Time out intanto richiesto ancora da Martinoia. Terza sospensione, 6-19, Roseto a +7, 24-17. Ha avuto un massimo di 9 punti di vantaggio la formazione di Roseto. Campionato anomalo quello del Campobasso, che ha iniziato molto bene questo torneo. Nelle prime 6 partite era in testa alla classifica con 10 punti. Aveva ottenuto anche 3 vittorie in trasferta sui campi di Ravenna, Pescara e Bergamo. Queste sono rimaste anche le uniche vittorie in trasferta del Campobasso in questo campionato, che non vince appunto dalla gara interaerobica dal 29 ottobre, quindi quasi 6 mesi che non ottiene una formazione in trasferta la formazione molisana. Speranza dei rosetani è che non si ricordi oggi di sconfiggere questo tabù, la formazione della Molisana Campobasso.
Malcangi in lunetta, realizza il primo, ancora un tiro per lui. Anche il secondo, 6 punti per Malcangi, 3 su 4 nei tiri dalla lunetta per la formazione della Sici Roseto. Buono il passaggio per Romito, si conferma il miglior realizzatore in questa serata. Per Alfio Romito sono 9 i punti messi a segno, sempre 7 quelli di vantaggio Sici. Soffiata a palla da Pastorello a Iardella, rimessa comunque per i biancazzurri locali. Marella a Prea, Marella ancora, la guardia strettissima su di lui Prosperi, preferisce servire Stama, va il tiro Stama allo scadere dei 30 secondi, sbaglia, Marella non riesce a controllare il rimbalzo, Pastorello, Romito, se fosse Passi. Vediamo se è considerato buono il canestro di Mai, c'è anche un tiro aggiuntivo. Personale per Mai. Va dentro nel sesto punto di Mai, 26-22, a 5-10 da giocare. Iardella sbaglia, va a conquistare però anche il rimbalzo, poi sbaglia anche il secondo tiro. Pastorello, momento di panne per l'attacco Sici, fallo di Stama, ancora su Mai, quindi ancora possibilità per Mai di andare in lunetta, 1+1 per lui, possibilità per la Molisana di ridurre lo svantaggio che in questo momento è di 4 punti. Si guadagna ancora una volta la possibilità del secondo tiro Mai. Sbaglia la seconda occasione, poi conquista la palla sbagliando Prosperi, ma è ora la Sici in avanti con Stama, mai su di lui Aprea, marcamento molto stretto da parte dei giocatori del Campobasso a uomo, molto aggressiva. Marella, Malcangi prova la conclusione dopo qualche indecisione, prova anche il canestro. Prosperi, ancora palla a Romito, in entrata Romito stoppato, Malcangi, Iardella, Marella, da sotto Marella, fallo e canestro buono, fallo di Pastorello, tiro supplementare per Maurizio Marella che ha segnato i primi punti di questo incontro. Quota 30 la Sici, 4 minuti, 2 secondi ancora di gioco. Marella è il miglior rosetano dalla lunetta, mette dentro +8 Sici, 31-23, il Campobasso era arrivato a 3 punti dai rosetani, poi c'è stato un break di 5-0 operato dalla formazione di Roseto. Ora Mai da sotto sbaglia un canestro facilissimo, poi c'è
qualcosa in attacco, un'infrazione di passi, dice il signor Managuerra, che ricordo arbitra insieme al collega Licari di Marsala. Riprende il gioco Aprea, in campo il quintetto iniziale. Nella Sicili c'è stato solo il cambio di Battistoni per Iardella, che aveva avuto l'infortunio all'arcata sopraccigliare. Poi è tornato in campo Iardella. Stama ci prova da 3, ma il tiro è molto corto. Pastorello, ora vediamo Gatto, Prosperi, Romito, ci prova Romito, sbaglia, va a conquistare il rimbalzo Michael, va a guadagnare il fallo commesso sui danni di Aprea, fallo tecnico affibbiato a Gatto. Mai ancora in lunetta, mentre Martinoia propone in questo momento il numero 4 Claudio Stark, giocatore triestino, un playmaker 29enne di 1,82 m. Va a sostituire il play titolare Pastorello. C'è un chiarimento tra Bertolassi e Licari. Infatti la panchina rosetana reclama i tiri liberi per il fallo tecnico. Siccome c'erano tiri liberi anche per il campo basso per il fallo, gli arbitri decidono per la palla 2 nell'area difensiva rosetana. La tocca Malcangi, però è per Romito la palla. Mai in entrata, sbaglia. Rimbalzo finale, Mai stoppato da Malcangi, ci prova da 3 punti, Mai sbaglia e Aprea a conquistare poi la palla, contropiede, cerca di fare ancora tutte le sue Aprea, provando anche il fallo e il relativo tiro aggiuntivo. Roseto al massimo vantaggio in questo momento, più 10, 33-23, con Aprea che ha la possibilità di aumentare il suo score, che ora è di 7 punti, frutto di 3 canestri su entrata, come abbiamo visto in questo momento. Vediamo Marco Aprea che non sbaglia, tanto qualche polemica tra Prosperi e una parte del pubblico. Mai perde palla, c'è però stato un tocco finale di Stama, la rimessa è molisana, 2:35 da giocare, Roseto al massimo vantaggio, 34-23 più 11. Campobasso che comunque non si arrende, sta disputando sportivamente una partita molto valida, la formazione di Campobasso, che non sta certo regalando niente ai rosetani. L'ultimo tocco è di Gatto, anzi di Gregoric. Gatto è in panchina, anzi va bene, sono un attimo di pan. Gatto è in campo. Comunque vediamo ora sull'altro fronte Marella che mette a segno il canestro, intervento difensivo, rimessa per la Molisana Campobasso, 36-25, 2 minuti ancora da giocare. Stark, Romito da 3 punti, sbaglia, poi c'è un fallo commesso da Mai su Stama, 1+1 per Stama.
messo a segno fino a questo momento 6 punti. Stama la possibilità di aumentare il suo bottino personale, ma anche quello del vantaggio della sua squadra, che è sempre di 11 punti. Vediamo Stama che non realizza il tiro libero. Stark, siamo sul fronte d'attacco del Campobasso, va a sbagliare Gregoric, apre per Stama, fallo ai suoi danni, messo da Gatto. Troviamo ancora Stama in lunetta dopo l'errore di qualche secondo fa. Dentro stavolta personale di Stama che si guadagna quindi la possibilità del secondo, anch'esso a segno. 8 punti per Stama, più 13 Sici 38, la Molisana 25, 1:30 alla conclusione di questo primo tempo. Vediamo Stark, prova l'entrata, poi ci ripensa. Non riesce a trovare un compagno libero, lo trova in Gregoric, poi a Romito. Stark ci prova dalla distanza, sbaglia, Malcangi si avventa sul rimbalzo, serve ancora Prea, serve molto bene Marella, Prea, lo sbaglia Maurizio Marella, la sua posizione preferita. Si allarga il margine di vantaggio del Roseto, 40-25 ora. Romito, Stark si trova sbagliando Gatto, ancora Roseto che va in contropiede con Iardella, buon servizio per Aprea, tenta un canestro piuttosto problematico, sbaglia, bell'intervento intanto di Malcangi che anticipa Romito. La rimessa verrà effettuata dallo stesso Romito. Malcangi sta disputando probabilmente oggi una delle migliori partite di questo campionato. Se avesse giocato così anche il resto di questo torneo, la Sicily non si troverebbe certo in questa situazione di classifica. Fallo su Gatto commesso da Malcangi. Ancora un personale dopo la realizzazione del primo per Gatto. Segno anche il secondo, 6 su 9 del Campobasso nei tiri liberi. È finito il primo tempo sul punteggio di 40-27 in favore della formazione di casa, che quindi chiude con 13 punti di vantaggio. Andiamo intanto a raggiungere Luca Meglioli, gli chiediamo il suo parere su questo primo tempo. Niente, un primo tempo abbastanza concentrato da parte nostra, speriamo che sia così anche per il secondo tempo. Ecco, come hai visto i ragazzi oggi mi sembrano piuttosto concentrati, nonostante al Campobasso manchino un paio di persone, comunque i molisani non stanno certo regalando niente, ce la stanno mettendo tutta. No, assolutamente, il Campobasso sta giocando soprattutto per vincere e questo è un fatto proprio molto importante, perché questo dimostra che nessuno regala niente. Comunque i ragazzi nostri sono molto concentrati, si vede anche dal campo, comunque speriamo che gli arbitri continuino su questa riga. Bene, ringraziamo Meglioli per questo flash sul primo tempo.
E chiudiamo qui su questa prima frazione di gioco, restituiamo la linea alla regia. Appuntamento a tra qualche minuto per il secondo tempo. Avrà inizio il secondo tempo dell'incontro tra la Sicilia e la Moesana Campobasso. Ricordo il parziale del primo tempo che ha visto avanti la formazione di Roseto per 40-27. Guardiamo un attimino i punteggi individuali. Nel Roseto 6 punti di Ardella, 8 per Aprea, Malcangi e Marella e Stama, anzi 7 punti di Marella, 3 di Battistoni. Nel Campobasso 9 punti per Mai e Romito, 5 punti per Gatto, 2 per Pastorello e Prosperi. Sono intanto giunti i finali dei primi tempi dagli altri campi, che non sono certo favorevoli. Sia il Cagliari che il Bergamo sono avanti nel punteggio, mentre ricordiamo il Varese ha perso ieri l'anticipo, l'incontro in casa con il Varese, incontro in casa con il Ravenna. Malcangi segna i primi punti della ripresa, sono 10 per lui. Rimessa a Campobasso in questo momento. Pastorello, ancora palla a Pastorello indietro, Gatto per Prosperi, infrazione di passi di Prosperi. Avanti Roseto con Aprea. Marella, ancora Aprea, trova l'entrata Aprea, trova il varco, va a sbagliare il canestro da sotto. Poi il Campobasso ora con Pastorello che supera il limite, entra nell'area avversaria, subisce il fallo di Stama. Il terzo personale per Titi Stama. Il lunetta Pastorello, 6 su 9 nel primo tempo per la formazione di Campobasso. 1+1, anzi 2 tiri liberi per Pastorello, fallito il primo, possibilità ancora per l'esperto giocatore Campobassano, mette dentro. Ora Pastorello, 3 punti per lui. Avanti Roseto ora con Iardella. Iardella, Stama anticipato, poi riesce a recuperare palla contro Mai. Stama in entrata, molto bello. Mette dentro, realizzando il 10° punto Stama. Era pronto il cambio, Bertolassi ha rinunciato dopo questo canestro di Stama. Prosperi trova molto bene Romito, intervento di Stama. Di Romito l'ultima deviazione, la rimessa è ancora per i bianchi locali. Capitano Aprea sempre in palleggio ai limiti dell'area, ora è Marella, ancora Aprea, Stama, finta il tiro a 3 Stama, poi preferisce l'entrata, liberandosi di Pastorello e realizzando è di 18 punti ora il vantaggio rosetano. Mai sbaglia, Gatto recupera e in semigancio realizza il suo 7° punto. Stama
piomba a terra Stama, comunque tutto regolare. Pastorello, una buona entrata e realizza 4 punti nella ripresa per 3 punti per Pastorello in questo secondo tempo, 5 in totale. Iardella sbaglia il tiro, il passaggio, va in contropiede Campobasso, svanisce comunque sempre ora Romito, in entrata fallo di Stama, buono il canestro a giudizio del signor Licari, è il quarto fallo di Stama e ora Bertolassi effettua il cambio, torna in campo Battistoni. Una reazione di Stama all'ultimo fallo, Licari lo richiama ammonendolo verbalmente. Licari al terzo arbitraggio nei confronti della Sici in questo anno, avendo arbitrato il derby di Pescara e poi la gara interna con il Bergamo, mentre Managuerra non aveva ancora arbitrato i colori rosetani in questa stagione. Il gioco è ripreso, Malcangi per Marella, conclusione sbagliata, Malcangi, c'è una deviazione di un giocatore ospite, comunque la rimessa è stata effettuata però dagli ospiti. Pastorello, Gatto, fuori la palla ancora per Gatto, poi Romito, sbaglia Romito, Battistoni sotto canestro, propone il contropiede Battistoni, fa tutto da solo, poi serve Marella, porta la conclusione di Marella, Battistoni recupera il rimbalzo, riapre verso Aprea, applausi del pubblico. Malcangi non controlla la palla che termina sul fondo, mentre il punteggio è sul 46-35. Bertolassi prepara Pucci, prova da 3 sbagliando Pastorello, Malcangi per Aprea. Marella, sbaglia il passaggio Marella, recuperata la palla dal campo basso, e ora Gatto subisce fallo, la palla gli schizza via dal canestro, sfortunato in questa occasione ed è stato Battistoni a commettere fallo ed è il quarto fallo anche anzi il terzo fallo per Battistoni. Torna in panchina Maurizio Marella, entra al suo posto Alessandro Pucci. E l'apertura per Battistoni. Malcangi, libero di entrare, sbaglia la conclusione, poi Pucci, ma è Romito a conquistar palla. Comunque il punteggio non si è sbloccato nonostante questi errori in fase d'attacco della Sici, che è sempre 19 lunghezze avanti. Ci prova da 3 punti Gatto, che grazie al tabellone mette dentro questa bomba, 46-38. Iardella, sono ora 20, erano 21 e non 19 in precedenza. Sbaglia Prosperi da sotto, poi Licari vede in fallo Pucci.
Ancora un fallo di Pucci su Romito. Romito va a spostarsi, c'è una bella imbeccata di Pastorello per Mai, vano il tentativo di Battistoni. (48-40). Pucci ci prova da 3 punti, anzi da 2, la conclusione dello squalo di Volterra. Due punti per Pucci, 50-40 il punteggio, più 10 Sici. Pastorello realizza i 2 tiri liberi a sua disposizione. 7 punti per Pastorello, 50-42 il punteggio. Iardella per Aprea, Battistoni, Pucci, canestro. Realizza ancora la formazione di Campobasso con Romito. 11 punti per lui. Iardella sull'altro fronte sbaglia. Va Mai con i piedi oltre il limite di fondo. C'è un richiamo di Licari anche per Mai, così come aveva fatto in precedenza con Nastama. 52-44 il punteggio, 12-31 da giocare, più 8 Sici. Battistoni, Iardella, entrata Iardella, fallo su di lui, canestro buono. Tiro libero aggiuntivo per Dario Iardella, mentre Luciano Bertolassi chiede time out. All'andata non ci fu storia in questa partita, con il Campobasso largamente vittorioso, 92-66 il punteggio finale. Fecero passare un brutto Natale ai tifosi rosetani, ci furono asprissime polemiche, comunque non era l'intera Nolisana che si era toccato il fondo, quanto poi Roseto fece ancora di peggio in occasioni successive. Comunque è meglio non rinvangare queste cose. Campobasso è una delle squadre più prolifiche di questo campionato, ha un 91,5 di media per partita, mentre Roseto, come è noto, è la squadra che segna di meno nell'intera B d'eccellenza, solo 71 i punti partita. Iardella intanto mette dentro anche il tiro supplementare, bella entrata con canestro di Pastorello, molto più attivo in questo secondo tempo. 8 minuti giocati, 9 punti, vantaggio Sici, 55-46. Sici che aveva chiuso il primo tempo 13 punti avanti. Iardella, Aprea da 3 punti, al primo tentativo dal 6,25 m Aprea trova la bomba. (11 punti personali, 58-46 il punteggio. Romito
Prosperi, fallo di Malcangi. È il terzo fallo per Malcangi. Un pochino calato rispetto all'ottimo primo tempo. Prosperi, Pastorello, Gatto, conclusione di Gatto, canestro. 12 punti Gatto, 58 Sici, 48 Campobasso. 11-8, si scalda intanto Scaranzin, che andrà probabilmente fra qualche istante a dare il cambio a Malcangi. Iardella intanto sotto canestro, è sfortunata la sua conclusione, rimbalza 2 volte sul ferro prima di scivolare fuori. 2 personali comunque per lui. Va il primo, va anche il secondo. 10 su 12 della Sici nei tiri liberi, quota 13 per Dario Iardella, 60-48 il punteggio. Pastorello in entrata sbaglia la conclusione, poi sbaglia anche Gregoric. Ora è Prosperi che va al tentativo, sbaglia, però c'è fallo ai suoi danni. Lo ha commesso Battistoni. Che ora è arrivato al quarto fallo. Lascia il campo tra gli applausi Umberto Malcangi. Va a sostituirlo Scaranzin, che fa il suo ingresso in campo per la prima volta in questa partita. Da Bertolassi non sono stati utilizzati Verrigni e Chiappini, che completano la panchina, mentre il Campobasso ha ancora Cantoni e Fuso, che non sono stati utilizzati dal coach Martinoia. Maurizio Martinoia, che i più danno per il prossimo anno sulla panchina della Delizia Pescara per rilanciare la formazione pescarese, che è appena retrocessa nel campionato di B2. Fallo intanto di Pucci, terzo fallo. Tiri liberi per Prosperi. Uno su 2, anzi c'è stata un'invasione parte di un giocatore rosetano. Licari fa ripetere il personale, comunque c'è ancora l'errore, era evidentemente destino. Fallo. Time out richiesto da Martinoia, il fallo è di Gatto, il quarto. 10-20 ancora da giocare, con la Sici Vongole Roseto avanti per 60-49 nel punteggio. Mettiamo di questa pausa per vedere un pochino la classifica dei bassi fondi, che sono un po' le zone che interessano i rosetani. Come detto, nel corso del primo tempo il Campobasso non ha alcun genere di problemi. Andiamo quindi, troviamo Ravenna 28, quindi matematicamente salvo, quindi Bergamo Roseto 24. Cagliari e Varese, che ricordo ancora ha già giocato e perso, a 22, Pescara 16, Rieti 10. I primi tempi davano vincenti le formazioni di Bergamo e Cagliari. Qualora il Cagliari perdesse al Rieti o Roseto vincesse sul Campobasso, la formazione presidente Chiappini potrebbe festeggiare stasera la salvezza, altrimenti tutto è rinviato all'ultima giornata.
di questo rocambolesco campionato. Lunetta Iardella dentro entrambi i personali, si porta a quota 15 Dario Iardella, sono 13 ora i punti di vantaggio della sua squadra. Perde palla Gregoric, va a conquistarla Pucci, chiede palla a 2 il Campobasso, vediamo la decisione di Managuerra che non si è ancora espresso. Vediamo Pucci con una smorfia di dolore in volto sul perché. Palla a 2. Sotto il canestro della Sicci. Conquistata Scaranzin verso Iardella, l'ultimo a toccare è stato proprio il giocatore romano. La rimessa per gli ospiti. Prova da 3 punti, sbaglia. Pescato in fallo Scaranzin sotto canestro. 1+1 per Prosperi. Stavolta Prosperi non sbaglia, si guadagna la possibilità del secondo tiro personale e realizza anche il secondo. Scaranzin per Iardella, sbaglia Iardella, si avventa sul rimbalzo Pucci che ancora a giudizio di Licari commette fallo, è il quarto. Bertolassi lo richiama in panchina. Applausi anche per il generosissimo Alessandro Pucci. Torna in campo Maurizio Marella, mentre nel frattempo Gatto infila il primo. Va anche il secondo, 14 su 19 nei tiri dalla lunetta per il Campobasso. Marella da sotto, non sbaglia. Più 11 Sicci. Va a realizzare intanto Gregoric. Maurizio Marella, Aprea, Battistoni. Riesce a tenere molto bene palla Scaranzin. Iardella fuori per Aprea che ci prova ancora dai 6,25. E ancora la bomba per Marco Aprea, 2 su 2 nei tiri pesanti. 14 punti personali per Aprea. Più 12 il vantaggio rosetano, 67-55. Pastorello, Gatto, fallo di Scaranzin ai danni di Prosperi che è andato a infilarsi sotto canestro. La panchina dei locali invita alla calma i giocatori in campo. Ancora una volta Prosperi in lunetta, sbaglia, era 1+1. Battistoni, Aprea con calma, la Sicci controlla questa palla, questo pallone,
Marella, Scaranzin, Battistoni perde palla, però Iardella la recupera per un attimo, poi è Pastorello che va in contropiede, sbaglia un canestro piuttosto facile Pastorello. Roseto è già in attacco, Battistoni per Marella, 11 punti per Marella, si passa da una situazione favorevole all'altra e Roseto tocca quello che, se non andiamo errati, è il massimo vantaggio dell'incontro, più 14, 69 a 55. C'è una bomba intanto per Romito sull'altro fronte che spegne subito le velleità dei padroni di casa. 11 punti di vantaggio. Aprea, Battistoni da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Gatto. Buona la sua partita. Pastorello, entrata di Pastorello, stavolta il canestro c'è. 11 punti per Pastorello, dei quali 9 realizzati in questo scorcio di secondo tempo. 13 minuti giocati. 69-69, 60-60. Scaranzin va alla conclusione, sbaglia Scaranzin. Pastorello per Romito, realizza Romito, 16 punti, partita completamente riaperta. Non più di un minuto fa Roseto aveva avuto 14 punti di vantaggio, ora ne ha esattamente la metà, subendo un parziale di 7-0. Iardella sbaglia, cerca di prendere il rimbalzo Battistoni, va a guadagnare fallo. Mentre Bertolassi si affida a Marco Verrigni, giovane promessa del vivaio locale con il numero 9, la guardia di 1,90 m, concedendo una pausa ad Aprea che non è nelle migliori condizioni fisiche, sofferente di pubalgia, infatti è prontamente soccorso dal massaggiatore. Battistoni fungerà ora da playmaker, è proprio Battistoni che va a trovare il canestro in questo momento, canestro che ha procurato anche il quinto fallo di Gatto, che con molta stizza lascia il parquet. Ha disputato veramente un'ottima partita Gatto. Battistoni ha fallito il tiro aggiuntivo. Gregoric, Verrigni, Marella, Scaranzin, Battistoni stoppato, recupera la palla, poi è il Campobasso che la tiene, lanciato Prosperi, in entrata Prosperi mette dentro il canestro che porta la formazione del Campobasso a 5 lunghezze agli avversari, quindi partita completamente riaperta. Perde ancora palla il Roseto con Iardella, Romito non ha difficoltà a mettere ancora dentro, 18 punti per lui, il miglior realizzatore. Campobasso tiene stretto la Sici e Verrigni che funge da playmaker. Marella, chiuso Marella, cerca l'entrata, trova il canestro, Maurizio Marella, 73 a 68.
canestro Battistoni, non sbaglia. Willy 75 a 68, 4 minuti 10 secondi. Il clima a questo punto è infuocato. Pastorello sbaglia, fallo di Battistoni che tentava di recuperare il rimbalzo, il quinto fallo per Battistoni. Che lascia il campo, sostituito da Stama. Lasciano il campo anche Berrigni e Scaranzin, sostituiti rispettivamente da Prea e Malcangi, quindi la Sici ricostituisce il quintetto iniziale. Mai si guadagna la possibilità del secondo personale. I punti di Mai, più 5 Sici, 75 a 70, 4 minuti scarsi di gioco. Iardella, Marella, Aprea, Stama, Malcangi non riesce a controllare la palla, poi l'ultimo tocco è di Pastorello, rimessa Sici. Marella per Aprea, Stama da 3 punti, palla sul ferro, sarebbe stato un canestro importantissimo. Fa Gregoric, sbaglia, c'è il fallo di Marella. 2 tiri per Gregoric. Sbaglia il secondo. (17 su 24 tentativi nei personali del Campobasso, 3 minuti 5 secondi. Roseto che ha 4 punti di vantaggio e ora in attacco va a subire fallo commesso da Mai, che si dispera, si va a beccare anche un fallo tecnico. Lascia il campo Mai per raggiunto il limite di falli. Anche per lui una buona prestazione. Esagerata la sua protesta per questo fallo fischiato, gli è costato anche un tecnico. In campo intanto il numero 11 Mariano Cantoni, un giovane ventenne di 1,93 m. Questa così. Sono così inutilizzati Fuso e Sabatelli, un giocatore che non avevo inserito tra gli esclusi in precedenza. Di Fuso e Sabatelli non hanno fatto il loro ingresso in campo. Marella intanto ha realizzato il primo personale col cronometro fermo a 3 primi e 1 secondo ancora da giocare. Marella molto preciso, mette dentro anche il secondo. La Sici, a causa del tecnico affibbiato a Mai, anche la rimessa già effettuata. Aprea, Marella, più 6 Sici. Ancora Aprea per Marella che dal tiro centrale sbaglia, la palla cade ancora però nelle sue mani.
Si può riaprire il gioco, può essere riaperto da Capitan Aprea che temporeggia. Malcangi, Marella, palla ancora alla Sici, 10 secondi per andare al tiro. Aprea per Marella, ancora fuori per Aprea, ci prova dai 6,25, sbaglia Aprea in questa occasione. Poi Malcangi va a commettere fallo su Prosperi sul fronte d'attacco. Il quarto fallo per Umberto Malcangi. Va in lunetta Prosperi. 1+1. Va il primo. Possibilità di replicare, portare la sua squadra a 4 punti dalla Sici. Dentro anche il secondo. Necessità di realizzare di questo attacco per i rosetani. Iardella, è il momento di tenere saldi i nervi. Stama, chiuso Stama, riesce a servire all'indietro Aprea. 6 secondi. Marella. Sbaglia, rimbalzo di Malcangi, applausi. 1,41. 4 avanti la Sici. Aprea, Marella, ancora Aprea. Un canestro potrebbe essere decisivo. Fallo su Iardella, commesso dal giovane Cantoni. Time out. A raccolta le squadre per gli ultimi consigli prima dello scadere di questo match. 88 ancora i secondi da giocare. La Sici avrà alla ripresa del gioco Iardella e lunetta per un 1+1 e 4 punti di vantaggio a sua disposizione. Di finale, come è successo nella maggior parte delle occasioni in questo campionato, la Sici si gioca tutto nelle battute finali di questa partita. L'ultima non ha smentito le precedenti. Nessuno degli incontri interni di quest'anno ha visto la Sici facile vincitrice. Tutti gli incontri hanno tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino alla fine. Iardella ha realizzato il primo, quindi la possibilità del secondo che non va. Il rimbalzo è di Gregoric. 5 punti di vantaggio dei rosetani. Gregoric al tiro, canestro. 7 punti per Gregoric, 3 punti di vantaggio della Sici. Aprea per Stama, 1 minuto e 8 secondi. Stama prova l'entrata, subisce fallo commesso da Cantoni, numero 11 della formazione in tenuta azzurra. Tiri liberi per Stama, anzi la Sici rinuncia al tiro libero. Le nuove regole del campionato per il prossimo anno impediscono queste rinunce, infatti si dovrà tirare sempre quando verrà fischiato fallo, quindi sono queste le ultime occasioni in cui si può rinunciare. La Sici tiene con affanno palla in campo. Stama, fuori per Aprea, Marella, Malcangi è entrata, schiaccia. Un canestro importantissimo per le speranze rosetane. 40 secondi da giocare, Pastorello per Romito da sotto, fallo di Malcangi su Romito, il quinto. Romito non riesce a mettere dentro palla, esce tra gli applausi dei 2500 presenti anche oggi qui assiepati sugli spalti del Palasport Umberto Malcangi. Buona la sua partita, chiusa con quel canestro
che potrebbe anche dare la vittoria alla Sici Roseto a 37 secondi dal termine. Si riprenderà con gli ospiti in lunetta per 2 personali. Quindi il finale ancora tutto da giocare, nulla di deciso. Comunque indubbiamente 5 punti di vantaggio a 37 secondi dal termine, seppur gli ospiti devono andare in lunetta, sono sempre un vantaggio che è meglio averlo. Seguiremo allora insieme queste ultime battute di questo match che per la Sici vale un intero campionato. Romito non sbaglia il primo con l'ausilio di un pizzico di fortuna. Preciso anche nel secondo, la freddezza importante in questi frangenti. Iardella pescato da sotto, realizza e dà la vittoria a Roseto. Pescato molto bene da Prea Iardella. Pastorello sbaglia la conclusione, 20 secondi più 5 Roseto. Marella, possiamo praticamente dire che è fatta. Stama 11 secondi. Aprea, Pucci al tiro, palla non va, finisce l'incontro. Sici Vongoli 82, la Molisana a Campobasso 77, raggiunge quota 26 la Sici. Non sappiamo ancora se saranno sufficienti per ottenere la salvezza. Nella peggiore delle ipotesi la Sici dovrà disputare uno spareggio qualora tutto andasse storto in quest'ultima giornata e qualora i risultati di oggi fossero andati male. Comunque una vittoria importante. Lo scorso anno a Ragusa furono sufficienti 24 punti per ottenere la salvezza, quest'anno forse non basteranno 26. Per il Campobasso, che anche oggi ha dimostrato di essere un'ottima squadra, ha tentato in tutti i modi di fare lo sgambetto alla formazione di Bertolassi, non riuscendovi. Il miglior realizzatore è stato proprio Romito della Molisana Campobasso con 18 punti di questo incontro, che si è concluso, ripeto ancora una volta, 82 a 77, primo tempo 40 a 27, sempre per la formazione di Roseto, che si andrà a giocare, se ce ne fosse ancora, ripeto, bisogno, le ultime speranze, le speranze di questa salvezza a Imola. È tutto per questo incontro. L'appuntamento è al prossimo impegno della Sici Vongoli Roseto. Grazie per il gentile ascolto, buonasera.